Benvenuti e bentrovati nella felice città di Piazza Armerina per questa 65esima edizione del Palio dei Normanni. Siamo giunti alla seconda giornata, la tanto attesa giostra del Saraceno. Se dovessi iniziare un po' facendo un cenno storico, mi piacerebbe iniziare con quello che è un tratto estrapolato dalla Drepatica Seuarte Tripudi Vulgare Opusculum del Guglielmo Ebreo, e mi piacerebbe dire così: illustri et molto spettabili signori, impresa assai difficile discorrere sopra qualcosa che niuno abbia mai conosciuto, non solo perché tutte le cose nuove attirano a sé l'altrui curiosità et una speciale attenzione, onde conviene con più meditazione considerare, ma ancora per esservi necessità ben spesso di servirsi di nuovi termini e voci che in dubbio siano da tutti applaudite et ammesse. Armonia suave primariamente, è proprio da qui, da queste frasi del Guglielmo Ebreo, che dice che tutto ciò che è nuovo attira a sé curiosità. E questo palio sicuramente è un palio speciale, specialissimo. Penso l'unico, anzi abbiamo la certezza che si è realizzato in Italia, uno dei pochissimi al mondo, manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale, e vorrei proprio iniziare da loro. Ho qui accanto a me il primo cittadino, il dottor Nino Cammarata, ed anche l'assessore turismo e spettacolo, il dottor Ettore Messina. Cominciamo proprio con questa battuta fatta dal primo cittadino. Dicevo poc'anzi, intanto grazie, che è un'atmosfera che sembra surreale ma carica davvero di grandi emozioni. Ci guardavamo negli occhi entrando tutti e dicevamo siamo alla seconda giornata, un'edizione certamente straordinaria, certamente speciale, ma che abbiamo tutti insieme comunque voluto realizzare per dare un senso alla continuità della tradizione, per dare un segnale comunque di presenza e di ripresa al tessuto economico e sociale di questa città. Grazie Sindaco. Io vorrei dire all'assessore Messina, questa è stata sicuramente una versione anche nuova. Voi avete durante la conferenza stampa detto una versione 2.0 di questa 65esima edizione del Palio. Sì, è chiaro che il Palio dei Normanni si sta svolgendo qui con grande coraggio e soprattutto responsabilità. Quindi vedere gli spalti vuoti certamente dispiace, ma siamo certi che la gente sta affollando il web e quindi avrà modo, grazie a questa nostra iniziativa, di poter tifare per il quartiere di appartenenza. Quindi siamo ben lieti di dare il via a questo Palio dei Normanni. Grazie al sindaco e grazie all'assessore. Io volevo anche ringraziare naturalmente tutte le associazioni, i quartieri, le forze dell'ordine, tutti coloro che stanno già lavorando per aprire ufficialmente fra qualche istante il Palio. Noi dobbiamo fermarci soltanto per qualche istante. Mi piacerebbe mandare da parte della regia il primo contributo, perché siamo riusciti ad intervistare anche i 4 presidenti dei quartieri. I 4 presidenti dei quartieri che naturalmente hanno cercato, come diciamo sempre, con questa sana competizione, di mettere forza, entusiasmo a tutti i cavalieri giostranti che questa sera saranno protagonisti di questa quintana del Saraceno. Cominciamo con i contributi che mandiamo, e sono le interviste ai 4 presidenti dei quartieri. Parlare di
Giostra del Saraceno già conquista tutti gli amici che ascoltano Palio dei Normanni. Siamo in compagnia di Massimo Di Seri, presidente del quartiere Castellina. Ci si prepara ogni anno, si rinnova la grande emozione, la competizione sana, bella, e poi quella che racconta anche un po' la storia di famiglia, perché ognuno di voi ha qualcosa da raccontare. Qualcosa da raccontare, non c'è dubbio che già hai colto, insomma, lo stato d'animo che stiamo vivendo. Stasera si completeranno le squadre degli altri due quartieri. Potrei così essere disinteressato, invece, come dire, grazie per essere qui con voi, ma la mia attenzione è rivolta alla composizione delle altre squadre, dei cavalieri giostranti degli altri due quartieri, perché si capisce bene, saranno quelli che si contenderanno con noi il palio, che per noi è tutto il grande legame a questo, voglio dire, dove storia, cultura e fede si fondono, ma per noi, capite, veramente un fatto di famiglia. Sì, quindi è veramente un fatto, una tradizione che si da padre in figlio, un fatto veramente che coinvolge interi nuclei familiari, e per noi poi del quartiere Castellina è un appuntamento importante, perché quest'anno abbiamo una bella squadra e siamo certi e convinti di vincere questo palio. Insomma, ecco, questo è quello che è l'augurio, ma dico, voglio dire, quanto mostrato dai nostri cavalieri ci danno ragione a pensare, a confidare che questa 65esima edizione sia l'edizione del quartiere Castellina. E quindi diciamo forza quartiere Castellina, e noi lo diciamo insieme. Come no? E poi forza quartiere Castellina, io vi... compro siciliano. Io compro siciliano. Del presidente del quartiere Montemira, sono in compagnia di Filippo Rausa. Beh, allora quest'anno come andrà questa edizione 2020? È una edizione molto particolare. Siamo l'unica città in Italia dove si realizza un palio, il palio più antico del meridione d'Italia, e quindi già potremo dire di avere vinto. Naturalmente poi la competizione, il 14, è grande. Io ho una squadra di cavalieri molto capaci, molto bravi, per cui il nostro augurio è che possano veramente portare a casa, a distanza di 2 anni, che non vinciamo da 2 anni, possano riportare a casa il vessillo della Madonna delle Vittorie, per cui gloriarci per tutto l'anno di questa vittoria che veramente farebbe la differenza. Ma adesso Filippo, senti, ma per dire ai ragazzi, per incentivarli a vincere, cosa diciamo? Ragazzi? I ragazzi lo sanno, non daremo premi in denaro perché non abbiamo tutti questi denari, però... Ma no, ma quello non importa, però il grande affetto, il grande piacere di vincere, di condividere poi con loro per tutto l'anno, per i 365 giorni l'anno, questa vittoria sarebbe il massimo che si potrebbe veramente ottenere. Quindi forza quartiere Montemira, io compro siciliano. E io compro siciliano. Ci piace! Del vicepresidente del quartiere Casalotto, sono in compagnia di Daniele Tornetta. Beh Daniele, allora quest'anno edizione 2020 del Palio dei Normanni. È un'edizione particolare, la 65esima, per il momento che stiamo vivendo. L'agonismo c'è sempre quella voglia di vincere, ma soprattutto c'è quella fede che ci contraddistingue, perché la nostra vittoria è poi finalizzata al vessillo, alla detenzione del vessillo di Maria Santissima delle Vittorie, che ovviamente per tutto l'anno il quartiere vincente poi porterà diciamo, in processione, e poi verrà custodito nella propria chiesa, diciamo la chiesa patronale, quindi del santo patrono, che è quella di San Filippo. Daniele, com'è quest'anno la vostra squadra? È una squadra molto motivata, e soprattutto ho visto che oggi ci sono stati notevoli miglioramenti che ci fanno ben sperare, anzi sono sicuro che noi vinceremo il Palio dei Normanni. Si vince? Io penso proprio di allora, sì. quindi forza quartiere Casalotto, giusto? Forza quartiere Casalotto. Forza quartiere Casalotto. Io compro siciliano. E io compro siciliano. Giusto. Io l'ho trovato, è lui, il presidente quartiere Canali, Salvatore Arena. Ciao Salvatore. Sì, ciao. Beh, allora, adesso diciamolo, tutto pronto? Sì, tutto Carichi? pronto. Come Carico. ci sentiamo? Già ci siamo organizzati, ci siamo messi, abbiamo fatto un piano di gara, ovviamente ce lo teniamo per noi,
perché altrimenti i rivali si possono accoppiare. E siamo pronti. Un palio specialissimo, vedo tanta emozione, tanta carica soprattutto. Sì, in particolare oggi. Oggi, proprio in questo momento, da mezzogiorno in poi, stiamo iniziando a sentire ciò che è la vera atmosfera del palio, quello che è del 14. Pazienza gli altri 2 giorni, ma questo di qua l'atmosfera sta tornando. Bello. Un motto da dare ai ragazzi, una carica da dare ai ragazzi, un messaggio? Ragazzi, allora, voi sapete, io vi dico l'altra parte della medaglia. Se non vincete, a dicembre dovete fare il bagno freddo in piscina, che sia chiaro, E quindi allora preparatevi, forza ragazzi, ma adesso, Salvatore, dovresti ripetere con me, io compro siciliano. Ci piace? Qualcosa da aggiungere? Sì, oggi passiamo di Canai, ne pure, forza Canai! Abbiamo appena visto questo contributo dei presidenti che hanno naturalmente caricato di entusiasmo i cavalieri giostranti. Signori, sono felice di presentare la voce storica di quella che è la giostra del Saraceno. Accanto a me Lucio Paternicò, voce storica di questa serata, ed ancora con noi avremo Alessandro Giunta, che sarà invece voce della parte tecnica dei giochi. Lucio, sono felice di essere qui questa sera con te. Sarà piacevolissimo vivere con te l'emozione del palio. Fra poco apriamo ufficialmente. Sento già il rullo dei tamburi. A te la voce. Grazie. Io sono onorato di averti vicino. Sono sicuro che riusciremo a dare il giusto calore alla manifestazione. Grazie Catuccia. Allora diamo inizio alla manifestazione. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 65esima edizione del Palio dei Normanni. Il rullare dei tamburi a distanza annunzia l'arrivo del corteo. Quest'anno un palio particolare. Io che l'ho vissuto e lo vivo da tantissimi anni, sono particolarmente emozionato perché mi manca il sostegno diretto del pubblico. Ma sono sicuro di una cosa: i nostri applausi, seppur ridotti qui al campo, saranno gonfiati, diciamo, saranno pieni degli applausi che a casa faranno tutti i nostri telespettatori. E approfittiamo, esatto, per salutare tutti gli amici, tutti i telespettatori che ci stanno seguendo, tutti gli amici che sono presenti qui. Lucio, tra l'altro, devo dire, mi piacerebbe un po' cogliere quelle che sono state le parole proprio ieri del Monsignor Gisana, il Vescovo, che diceva: cogliamo da quello che noi stiamo vivendo in queste 2 giornate il messaggio legato alla speranza, il messaggio legato alla rinascita, alla rivalutazione. Cominciamo anche dal poco, per non abbandonare quella che è la nostra storia, la nostra cultura e soprattutto la terra che racconta. Benissimo, ma diamo subito l'ok. Sta per entrare nel campo il corteo del Gran Magistrato di Pluzia. Dicevo che la nostra storia, l'immagine di Maria Santissima delle Vittorie, è attuale oggi più che mai. Assolutamente. In un momento di crisi come il nostro, dove questa pandemia condiziona tutto e tutti, lei sicuramente ci sta guardando, e siccome Piazza Armerina è legata a queste cose, perché nel 1600 la pestilenza, Piazza Armerina fu salvata, e nelle varie circostanze
Maria col suo manto ha coperto questa città che ha amato tanto. Quindi siamo speranzosi. Questa edizione del Palio vuole essere un augurio per il futuro. Ci lasceremo dietro i momenti tristi di questa pandemia. È l'augurio che faccio a tutti, a tutto il mondo. Oggi mi sento veramente cittadino del mondo e voglio fare la mia parte per scongiurare ogni disgrazia. E noi siamo qui, Lucio, proprio per dare questo segnale. Io comincio a vedere proprio davanti ai miei occhi cominciare la sfilata. È il corteo, è sì. Il corteo. Seppur ridotto, è il corteo del Gran Magistrato di Pluzia, la massima autorità della città, che oggi ha indetto questa giostra in onore del Conte Ruggero. Quindi seguono il corteo di Pluzia i quartieri. Primo quartiere a fare ingresso è il quartiere Casalotto. Anche se siamo pochi, un caloroso applauso per il quartiere Casalotto. Come dicevo prima, sicuramente a noi si aggiungono gli applausi a casa degli italiani, quindi non siamo soli. Il quartiere Casalotto è il quartiere che ha vinto la scorsa edizione del Palio dei Normanni e ha avuto l'onore di custodire il Sacro Vessillo e il labaro di Maria Santissima delle Vittorie nella sua chiesa, nella chiesa principale del quartiere, che è la chiesa di San Filippo. Il verde è il colore che contraddistingue la gente del quartiere Casalotto. Come vedete, il labaro del quartiere, i musici e subito il gruppo dei notabili e i cavalieri che giostreranno in armi contro il Saraceno. Lucio, nel frattempo, perdonami, io sto vedendo arrivare, sono un po' le figure apicali, giusto, legate a... È il Gran Magistrato e la Gran Dama, la prima coppia. Poi il paggio, un'ancella, il banditore e il cerimoniere e altre due coppie. Dicevo che il nostro è un palio particolare, è un palio dove la destrezza del cavaliere e del cavallo sono un tutt'uno per dare quello che è il massimo dell'abilità fisica, quindi è più sport che agonismo, che non manca, però è una manifestazione sportiva anche. Come vedi, il gruppo dei notabili sta per raggiungere il palco d'onore e assieme piglieranno posto sul palco. Tra l'altro, Lucio, quello che dicevi tu poc'anzi è veramente una prova sportiva importante e tra l'altro quintana, proprio dal latino, che è quintana via, la quinta via, che poi era proprio il campo romano dove si svolgevano gli esercizi fisici ed effettivamente c'è grande preparazione. Si impegnano i musici, i figuranti, i cavalieri, tutti si impegnano per un lungo periodo per dare il meglio in occasione del palio. Una manifestazione che adesso ha la sua storia, non ha bisogno di attingere al passato, ma è cresciuta negli anni. 65 edizioni sono
un bel po' di edizioni. E sicuramente, sì, quello che dicevi tu adesso, Lucio, è sicuramente uno dei pali più importanti, non solo del Sud Italia, ma proprio dell'Italia intera. Diventa un appuntamento importante. Ricordiamo tra l'altro che il palio è iscritto al registro delle eredità immateriali della regione Sicilia. Scusami Catiuscia, ma annunciamo i cavalieri del quartiere Casalotto. Un caloroso applauso per i cavalieri del quartiere Casalotto. Come ti dicevo, un palio che nulla a invidiare ad altri pali in Italia, sia per il numero, abbiamo più di 600 figuranti e quest'anno li abbiamo messi da parte, però siamo riusciti, grazie alla caparbietà dell'amministrazione, del sindaco, dell'assessore Messina, a realizzare un palio forse l'unico quest'anno in Italia, senza dubbio, sì, perché Siena ci ha rinunziato. Noi siamo riusciti a crearci il nostro spazio nel rispetto della salute di tutti e delle regole. Questo è un motivo di grande vanto, Lucio, aver portato in scena, perché è un segno di grande forza esserci in sicurezza con una nuova sicuramente versione, ma non tralasciando davanti a noi i cavalieri del quartiere saluto. Ci hanno salutato, l'applauso, salutano la tribuna. Desideravo ricordare che quest'anno, tra le tante cose, anche una novità: 5 cavalieri faranno la giostra nelle varie prove e il 6° cavaliere con la mazza rappresenterà tutto il quartiere. Da solo porterà il punteggio al quartiere. Quindi anche questo è una chicca di quest'anno. Una novità, una novità. Adesso fa ingresso nell'arena il quartiere Canali, secondo classificato nella scorsa edizione del Palio dei Normanni. Il rosso fuoco è il colore che contraddistingue la gente del quartiere Canali. E continuiamo a vedere scorrere e presentare i quartieri con i musici, con quelle che sono le figure epicali, i cavalieri, i giostranti. Volevo approfittarne per fare un ringraziamento a coloro che hanno fortemente aiutato la realizzazione della manifestazione, e quindi un ringraziamento va al dottor Costa, studio dentistico, ai supermercati Deco, Gruppo Arena, Aristeia Farmaceutici, Park Hotel Paradiso, 404 Error Free Technology di Alessandro Scimone. Grazie anche agli sponsor siamo riusciti a portare in scena questa edizione del Palio. Grazie. Continuiamo, Lucio. E allora un applauso per i cavalieri del quartiere Canali, preceduto dai musici e dai notabili del quartiere. I cavalieri faranno il giro della pista e raggiungeranno la loro posizione. Io, Lucio, volevo nel frattempo approfittarne per fare dei ringraziamenti.
Volevo ringraziare il coordinatore generale che abbiamo avuto modo tra l'altro di intervistare nella nostra anteprima, Dino Bullo, grazie. Volevo ringraziare coloro che stanno lavorando per questa diretta che potete seguire direttamente sulla pagina Facebook del Comune del Palio dei Normanni, dell'Assessorato Turismo e Spettacolo Comune di Piazza Armerina, sulla pagina Facebook Io Compro Siciliano, su YouTube, LinkedIn. Seguite la nostra diretta dunque e vi restituiremo per intero il racconto di questa serata che è la giostra del Saraceno, edizione 2020 Palio dei Normanni. Sì, stanno per fare ingresso nel campo i musici e i cavalieri del quartiere Montemira. Il giallo è il colore che contraddistingue la gente del nobile quartiere Montemira. Catiuscia, mi aggiungo a te per quanto riguarda i ringraziamenti, tutto lo staff del Palio, molta gente che ruota attorno all'organizzazione. Un particolare ringraziamento a Pietro Rausa, il nostro costumista, e poi man mano cammin facendo. Davanti a noi ecco i cavalieri che salutano la tribuna, cavalieri del quartiere Canali. Adesso fra poco li vedremo nel loro pieno, nella loro esibizione atletica. Saranno loro che porteranno alto il nome del quartiere. Lucio, so che fra poco ci sarà anche al centro del nostro campo sportivo una consegna ufficiale che verrà fatta da parte dell'amministrazione alla delegazione maltese, al sindaco di La Valletta che è ospite qui a Piazza Armerina, perché valorizzare e rilanciare il territorio significa creare connessioni. Nel frattempo, Lucio, stiamo vedendo i musici. Sì, i musici del quartiere Montemira. Come dicevo, il giallo è il colore che contraddistingue la gente del nobile quartiere Montemira. Musici, le ancelle, il gruppo dei notabili e subito dopo i cavalieri. Sento in ogni battito di tamburo questa grande emozione che si vive già fra i cavalieri giostranti, perché a breve inizierà la vera competizione. Nel frattempo ancora dei ringraziamenti a chi cura la parte tecnica, la regia tecnica, Gianluca Murella, grazie, e grazie a Grafi Movie per la regia video, grazie a Peppe Scozzalo, Lorenzo Cannistraro. Ecco fare ingresso nel campo i cavalieri del quartiere Montemira. Accogliamoli con un caloroso applauso. A coloro che vedono il palio per la prima volta, suggerisco di immaginare. Quest'anno non ci sono, ma immaginate la presenza di 600 figuranti in armi, guerrieri, cavalli, veramente un'atmosfera unica. Quest'anno è essenziale, però è sempre Palio. Esatto. Nei nostri cuori è sempre Palio.
Ed è vero, sai Lucio, devo restituire anche agli amici che ci stanno seguendo in diretta, ma anche naturalmente agli amici che sono qui, a maggior ragione perché chi vive Piazza Armerina e la storia lo sa già, ma intervistando un po', perché queste 2 giornate, la nostra presenza in queste 2 giornate di Io Compro Siciliano è stato un volere raccontare il palio. Quindi non solo quella che è la narrazione legata al palio, ma proprio le testimonianze vere, girando un po' nei quartieri, intervistando i presidenti, ma anche i bambini, giovani, anche le persone meno giovani che potevano raccontare la storia degli anni passati. È stato bello cogliere quella che è la preparazione che si vive nel corso dell'anno, cioè non ci sono soltanto quest'anno 2 giornate, in genere sono 3 giornate, non c'è questo soltanto, ma c'è un anno di lavoro con iniziative, con la preparazione, e poi ci sono anche dei modi molto belli che è il vivere il quartiere, e diamo subito la parola a Lucio. Sì. Vediamo. Presentiamo il quarto ed ultimo quartiere. Stanno per fare ingresso nel campo i notabili e la gente del quartiere Castellina. Davanti alla nostra posizione i musici del nobile quartiere Monte, mentre i notabili raggiungono la tribuna d'onore. Dicevo, allacciandomi al tuo discorso, che si parla tanto dell'entusiasmo e del tifo del Palio di Siena. Non vogliamo competere con Siena, sono 2 pali radicalmente diversi, ma a livello di affetto, di amore, di sensazione, noi non ci sentiamo meno dei senesi. Assolutamente Lucio, anche perché poi dobbiamo dirlo, i siciliani vivono questa generosità anche nel darsi, e questo noi lo possiamo testimoniare perché abbiamo vissuto davvero quest'anno. Nel frattempo stiamo vedendo abbiamo i cavalieri del quartiere Monte, stanno salutando la tribuna e si preparano per raggiungere la loro postazione. Come dicevo, preceduti dal vessillo del quartiere, sta per fare ingresso nell'arena il quartiere Castellina. Blu è il colore che contraddistingue la gente del quartiere Castellina. Ieri, durante la rappresentazione, tra virgolette, che oserei chiamare teatrale, sì, perché è stata voluta per sostituirci a quello che è il palio veramente, perché da solo è corposo. Ieri abbiamo dovuto modificare, e mi sento di dire principalmente ai miei concittadini, ai piazzesi: nessuno ha voluto togliere a Piazza Armerina la propria essenza, il proprio palio. Sono le circostanze, il momento particolare, la pandemia. Diamo la giustificazione? No, è veramente il momento che ci ha costretti a fare Lucio, questo. mi permetto anche di inserirmi, sai, un po' in questo racconto e in questa scelta. Sicuramente una versione tradizionale che è stata intersecata un po' trama e ordito tra tradizione e innovazione. E sono state tante poi le cose innovative, e devo dire realizzare anche un docufilm attraverso la drammatizzazione, la spettacolarizzazione dell'evento di ieri. Sicuramente sarà un documento che rimarrà agli atti, ma non solo, diventa anche un mezzo
importante di fruizione, diventa anche un mezzo per arrivare a tutti, così come ad esempio anche la realizzazione, se ne è parlato poi in conferenza stampa, di questo videogioco dedicato al Palio dei Normanni. Io penso che in questo ci sia dell'eccezionale, perché arrivare ai giovani in questo modo è immediatezza. Raccontiamo la storia anche attraverso il linguaggio dei giovani. Il loro linguaggio, senza dubbio, è stata un'innovazione particolare e devo dire, fra tutte le disgrazie del virus, forse Piazza Armerina un po' lo deve ringraziare. Sto dicendo una cosa molto pesante, però per la prima volta il nostro palio è stato veramente attenzionato. Rai 1, Rai 2, Rai 3, le varie emittenti, la stampa nazionale e la stampa particolare. Giornale di Sicilia e la Sicilia hanno dedicato intere pagine. Quindi siamo in un certo senso stati premiati. E ti dico anche perché, Lucio, lo meritavamo. Perché bisogna creare dalle negatività le opportunità, e questa è la vera chiave di svolta. Esatto, dalle cose negative far nascere le cose positive. Davanti a noi i cavalieri del quartiere Castellina stanno sfilando per raggiungere la postazione e devo dire che siamo a buon punto, stiamo chiudendo i preparativi alla giostra. Ed ecco qui i cavalieri giostranti e l'applauso da parte della nostra tribuna ai cavalieri. Ecco il saluto. Il saluto alla tribuna dei cavalieri. Noi rispondiamo con un applauso che è l'augurio per tutti voi cavalieri, l'augurio di una giostra serena e competitiva. Adesso attendiamo un momento. Siamo in attesa speciale dell'arrivo del Conte Ruggero. Sento in lontananza gli squilli di tromba e il rullare dei tamburi che annunziano l'approssimarsi dell'ingresso sul campo del Conte Ruggero. Un momento di grande emozione. Il Conte sarà preceduto dal comandante generale del Palio, che colui che poi gestirà a livello coreografico la giostra a tutti gli effetti, dando il via ai cavalieri. Squillino le trombe. Adesso fa ingresso il comandante generale del Palio, che farà il giro del campo e si porterà all'altezza della tribuna d'onore. Saluta e poi torna . Il comandante generale del Palio ha con sé il drappo che quest'anno sarà donato al quartiere vincente. Come ogni anno, assieme all'effigie di Maria Santissima delle Vittorie, che è
il fulcro della manifestazione, viene preparato un palio da un pittore noto e viene donato al quartiere Vincente. Quest'anno realizzato tra l'altro da Maurizio Tomasello, Perfetto. che era presente proprio in conferenza. E mi piacerebbe anche fare una nota sul bellissimo cavallo del Gran Conte Ruggero, che è ispanico, un magnifico andaluso di 4 anni. Un applauso al comandante generale del Palio. Figura veramente Totò Lotenero. Totò Lotenero, sì, un vecchio personaggio del Palio, è stato cavaliere, è stato conte Ruggero, adesso farà il comandante generale del Palio. Squilli di tromba annunciano l'ingresso del conte Ruggero nella piazza. Il coordinatore generale del Palio Dino Vullo consegna il drappo al Gran Magistrato di Pluzia. Come dicevo, il drappo sarà poi consegnato al quartiere Vincente. E allora squillino le trombe, rullino i tamburi, sta per entrare il conte Ruggero d'Altavilla. Accogliamolo con un caloroso applauso. Precede il conte il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie. È in suo onore che oggi siamo qua e portiamo avanti una tradizione che è iniziata prima sotto veste di gara di cavalli nel secolo passato, ma negli anni 50, nel 1950, 52 per l'esattezza, sono iniziate le prime edizioni del Palio dei Normanni. Mi piace anche notare particolari da dare agli amici che stanno seguendo la diretta televisiva. Ruggero si porta a centrocampo, scende da cavallo e aspetta che arrivi il corteo del Gran Magistrato di Pluzia. A questo punto crederei sentire le tue impressioni, visto che stai Lucio, io penso vivendo... che... Allora, io sto vivendo davvero la grande emozione di quella che è questa restituzione storica. Ancora di più la emozione perché fra poco daremo il via ai giochi, quindi immagino in questo momento anche la tensione
che vivono i cavalieri giostranti. Scendono adesso dal palco il Gran Magistrato di Pluzia, il cerimoniere e il banditore e si porteranno davanti a Ruggero. Ruggero saluta la tribuna, guardate l'inchino del cavallo, veramente un particolare unico, un animale veramente bello. Ispanico, questo è il suo nome, della scuderia di Filippo Pafumi. Adesso si porta dall'altra parte per salutare il pubblico dall'altra parte. L'inchino davanti alla tribuna. E si intravede anche una bellissima gualdrappa realizzata a mano con quello che poi è lo stemma degli Altavilla. Molto bella, particolare. Adesso Ruggero scende da cavallo. Il palafreniere lascerà il campo. E adesso il Gran Magistrato va incontro a Ruggero. Il cavallo fa l'inchino a Ruggero, bellissimo questo particolare momento. Ed ecco l'incontro tra Ruggero e il Gran Magistrato di Pluzia. Adesso il banditore si porterà in avanti e darà lettura del pubblico bando. O nobilissimo Comite Rogerio di Altavilla, che nella opulentissima civiltà nostra hai portato con la immagine della Santissima Madre di Dio lo glorioso vessillo della vittoria, con giubilo grande e tarda di piena vita, per espressa volontà nostra, ieri fussi benignamente accolto. Oggi, a tollerare la strenua virtù normanna, i nobili signori della nostra invitta civitate apprezzeranno per te feste solenni e giostre di valore, qui nell'arena dedicata allo Santo Incontro, dove lo più gagliardo fiore della cavalleria pugliese, cottoli pennoni e le insegne dei quattro quartieri, giostrerà in armi e correrà la quintana contro con Saracino. Giovani nobili, fieri, gentili e oneste pulselle, e lo popolo tutto nel prendere parte a questa solenne festa divotamente rendono amplissime grazie per la libertà e la propizia sorte dell'opulentissima civiltà nostra, lo Gran Magistrato di Pluzia. Adesso Ruggero, il Gran Magistrato, banditore e cerimoniere,
raggiungono il palco d'onore. E per chi ci sta seguendo in diretta ci piace anche ringraziare i protagonisti che interpretano i ruoli, perché la cittadinanza partecipa appieno a quella che è proprio anche la rappresentazione dei personaggi. Il Gran Magistrato questa sera è interpretato da Stefano Di Dio, il banditore da Totò Conti, il Gran Cerimoniere da Matteo Licata e il Gran Conte Ruggero da Salvatore Arena. Nel frattempo vi ricordo che potete seguire in diretta attraverso le pagine ufficiali del Palio dei Normanni per seguire l'intera manifestazione, assessorato anche Turismo e Spettacolo Comune di Piazza Armerina, sulla pagina di Io Compro Siciliano, su YouTube, su LinkedIn. Potete seguire in diretta l'intera manifestazione del Palio dei Normanni in questa serata dedicata alla giostra del Saraceno. Il comandante generale del Palio adesso si recherà presso la tribuna, il palco d'onore, per ricevere l'autorizzazione ad iniziare la giostra da parte del Conte Ruggero, il quale si alza e con la spada dà il suo consenso. Poi si porterà all'altezza della tribuna d'onore e dall'altra parte per salutare il pubblico. L'applauso al nostro comandante del Palio. Il saluto all'altra tribuna. Comandante delle truppe del Palio e della cavalleria normanna. Desideravo ricordare e sottolineare che quando quest'anno si è fatto a livello mediatico non è un discorso che è nato per puro caso, ma è nato da uno studio approfondito e dalla competenza del nostro capo della comunicazione Roberto Grossi, già sovrintendente del Teatro Massimo di Catania, della collaborazione anche di Marina Luca, a cui va un nostro grazie, perché se siamo riusciti ad entrare nelle case degli italiani lo dobbiamo anche a loro. Prima di iniziare la giostra abbiamo una piccola cerimonia da fare. Il nostro sindaco, l'avvocato Cammarata, offrirà un omaggio ufficiale al gradito ospite sindaco della Valletta Malta, ospite presso la nostra città. Sì, e in ogni caso un grosso applauso.
Quel sì voleva solamente tranquillizzare qualcuno del pubblico. Ed ecco qui che c'è questa consegna di una targa, Lucio, che l'amministrazione sta... La parola al nostro sindaco. Io volevo ringraziare e salutare tutti voi presenti e il grande e numeroso pubblico che ci sta seguendo da casa, ma volevo ringraziare il sindaco della Valletta e la delegazione che arriva dalla Valletta, guidata dalla nostra conterranea Ivana Legname, che è riuscita a far incontrare questi due popoli, in realtà vicini, ma vicini ancora di più nella storia e nella tradizione. In queste giornate il sindaco Zammit è stato nostro ospite, ha avuto modo di apprezzare le bellezze del nostro territorio, di conoscere anche imprenditori del nostro territorio, ed è questo il significato profondo di questa amicizia che noi vogliamo rinnovare e sancire qui a Piazza Armerina in occasione del nostro Palio dei Normanni, caratterizzato, come già iniziato ieri, da 3 giornate che sono diventati 2 momenti. Oggi è il momento clou, il momento della sfida vincente dei 4 quartieri. Io pregherei i presidenti dei quartieri di avvicinarsi qui accanto a noi e di starci accanto nel momento della consegna di alcune targhe. Filippo Rausa, Massimo, Daniele Tornetta e Giuseppe Pocoroba in rappresentanza di Totò Arena, che oggi sta ricoprendo un ruolo sicuramente importante. Allora Ettore, consegna, anzi facciamo così, ti passo la parola e io consegno la città di Piazza Armerina, legata da un fraterno abbraccio alla città di La Valletta, dona questa targa in ricordo del gemellaggio istituzionale. 14 agosto 2020. Prego. Io vi ringrazio di nuovo al nome del nostro popolo di Valletta, il capitale di Malta, anche dal popolo maltese. Sicuramente portiamo con noi domani nel cuore la vostra accoglienza eccezionale. Io devo augurare tutti i partecipanti stasera, ti dico che avete fatto una celebrazione di coraggio. Avete fatto questo, tutto questo anche lo fate tra un po'. Combattiamo insieme il Covid-19. So che avete fatto miracoli per fare questa cosa. So che gli anni precedenti sarà più grande, no? Era più grande. Io faccio coraggio a tutti. Dai, continuiamo a lottare al Covid-19, così un altro anno veniamo e vediamo questa cosa più grande. Grazie e faccio auguri a tutti. Sindaco, prima ti presento un libro sulla nostra storia, un libro sulla nostra città umilissima, Valletta, così tu puoi sapere più su di noi. Grazie Sindaco. Ti presento anche la nostra stemma, Valletta, città umilissima, come ricordo di questi giorni tra di voi. Grazie. Presento questo per l'assessore anche, la nostra stemma. Grazie. Noi abbiamo la celebrazione il 28 marzo,
celebrazione della fondazione della nostra capitale Valletta, io voglio invitare voi, Sindaco, anche un gruppo di giovani che hanno fatto ieri e oggi questa atmosfera grande. Grazie molto e auguri a tutti. Grazie. E si è concluso questo passaggio ufficiale fra la città di Piazza Armerina e La Valletta, il sindaco di La Valletta, di Malta, perché noi lo diciamo spesso, Luigi, quello che è importante è creare quella famosa rete, e ne parliamo spesso anche durante le dirette noi, per dare forza a quello che è lo slancio. E fare slancio di economia significa partire anche, investire anche in cultura, e devo dire che questo è veramente un grande segno che l'amministrazione e la città intera ha voluto dare in questo passaggio ufficiale di targhe. Ci sono ancora dei ringraziamenti che vogliamo fare. Luigi, prima di dare la parola ad Alessandro Giunta. Sì, volevo ringraziare ancora tutti coloro che non nomino per evitare di dimenticare qualcuno, ma dico in un'unica soluzione tutto lo staff, tutti coloro che si sono adoperati, ma un particolare ringraziamento va alle associazioni di volontariato che ci sostengono in un momento particolare come questo, e abbiamo avuto tanto bisogno della loro presenza. Un saluto va a tutti, e non posso dimenticare chi veramente ci è stato vicino. Parlo dell'ufficio turismo del comune di Piazza Armerina, 3 persone che ci sono state vicino anche fuori l'orario di servizio, e chiedo per loro veramente un caloroso applauso. E mi aggiungo anche in questa lista di ringraziamenti di Luigi anche i costumi e le scenografie che sono state curate da Pietro Rausa. Abbiamo avuto modo tra l'altro proprio ieri di intervistarlo, quindi complimenti. E a questo punto, Luigi, siamo pronti per dare la parola? A questo punto la parola al lancia in resta, pronti e via. Forza! Buonasera a tutti, al pubblico presente. Ringrazio Lucio Paternicò e Katiuska Falbo per la loro magistrale esecuzione nel presentare questa 65esima edizione del Palio dei Normanni, ma non voglio dilungarmi più di tanto. Quest'anno sarà una grande battaglia per questi 4 quartieri, a cui invito il pubblico a fare un calorosissimo applauso. Ricordo che dal sorteggio di ieri in Piazza Duomo chiamerò in sequenza i cavalieri del quartiere Canali, Casalotto, Monte e Castellina. Faremo un giro di prova, inizieremo con i cavalieri del quartiere Canali, in ordine Zumia Salvatore. Nel frattempo volevo ringraziare tutto il coordinamento del Palio dei Normanni, Cateno Grancagnolo, Giuseppe Spallina, Giuliano Di Seri, Giuseppe Grancagnolo, Giuseppe Pocorroba, Pietro Rausa, e naturalmente un particolare ringraziamento va anche ai 4 presidenti dei quartieri, Salvatore Arena, Filippo Rausa, Davide Tornetta e Massimo Di Seri. Pronto, via. Arancio Giuseppe. Si prepari il cavaliere Pilotta Vincenzo. Pronto, via.
Pilotta Vincenzo, a seguire il cavaliere Salvaggio Concetto. Ricordiamo al pubblico che è solamente un giro di prova. Pronto, via. Di Seri Salvatore e si prepari anche Di Seri Dario. Pronto, via. Velocizziamo naturalmente il tutto in modo da poter dare inizio a questa 65esima edizione. Pronto, via. Si preparino i cavalieri del quartiere Casalotto in ordine Abati Luca, ultimo cavaliere del quartiere Canali, pronto, via. Si prepari anche Cuore Giuseppe. Via. Capizzi Angelo. Pronto, via. Capizzi Angelo, Campagna Luigi. C'è una carrellata veloce del giro di prova. Via. A seguire Campagna Luigi. Via. Campagna Antonino. A seguire anche Campagna Mario. Pronto, via. Si preparino nel frattempo anche i cavalieri del quartiere Montemira. Pronto, via. Cavaliere Favella Concetto sulla linea di partenza. A seguire Cagno Danilo. Pronto, via. Si prepari anche il cavaliere Rizzo Mario.
via. Cavaliere Stivala Calogero. A seguire Tagliarino Salvatore e Cifalù Salvatore. Pronto, via. Pronto, via. Cavaliere Tagliarino Salvatore e a seguire Cifalù Salvatore, così completiamo il giro di prova per il quartiere Monte. Ricordo che prima del pronti via è necessario che il cavallo varchi con tutte le 4 zampe il rettangolo di partenza. Altra nota del regolamento, la prova è effettuata al galoppo, mentre il ritorno va effettuato al trotto. Pronto? Di Salvatore Cifalù, il cavaliere che ha raggiunto più punteggio per la squadra del quartiere Montemira, e con Giuseppe Cuore, cavaliere anche lui che ha raggiunto maggior punteggio per quello che è il quartiere Casalotto. Una battuta con Salvatore Cifalù, quest'anno un'edizione speciale, ci immaginiamo tanta passione e tanta competitività. Senza passione credo che non saremmo qua i cavalieri per fare, ahimè, quest'anno un'edizione ridotta, ristretta, senza sfilata. Per noi il palio è tradizione, amore e cuore. Corriamo con risorse economiche ristrette, ma siamo ugualmente presenti. È una grande emozione essere primo cavaliere per il mio quartiere, grande responsabilità perché è giusto arrivare primi ed essere tra i migliori. E auguro un buon Palio a tutti, anche ai miei colleghi, e che non si faccia male a nessuno prima di tutto, e poi forza Monde, che la Madonna ci accompagni e ci benedica per il Palio. Giuseppe, e invece per il quartiere Casalotto cosa diciamo agli amici? Diciamo che l'impegno è parecchio, con tutto quello che c'è dietro, che è successo, speriamo di riportarci nuovamente il Palio a casa, e sempre forza Casalotto. L'anno scorso abbiamo vinto noi. E quindi quest'anno si pensa di riportare a casa? Certo, ecco. Speriamo che i numeri dicono il contrario. In bocca al lupo, possa andare verso la qualità, la Madonna, e non verso la fortuna. Buona competizione, ciao. Comunque nella... Pronto, via. Si prepara il cavaliere Castagna Biagio. A seguire, dopo il cavaliere Castagna Biagio, si preparino i cavalieri Sarda Concetto e Profeta Cosimo. Pronto, via. Pronto, via. Abbiamo l'ultimo cavaliere. Un attimo solo al cavaliere Profeta. Volevo ricordare che l'arduo compito di decretare il vincitore
quartiere vincitore di questa 65esima edizione del Palio dei Normanni, aspetta la nostra giuria, composta quest'anno dal veterano del Palio Michelangelo Calì, dal dottor Enzo Calcagno e dall'ispettore superiore del Corpo Forestale della Regione Sicilia, Ansaldi Carmelo. Via. Abbiamo così finito il giro di prova per tutti e 4 quartieri. Aspettiamo ora che i cronometristi e la giuria siano pronti per iniziare questa edizione. Vi ricordo altresì che la prima prova consiste nella prova della mazza. Soltanto il 6° cavaliere di ogni quartiere qualificato farà la prova della mazza. Quindi il 6° cavaliere dei 4 quartieri farà la prova della mazza. Poi direttamente si passerà alla prova del disco, poi dello scudo e per finire la prova del giavellotto. La giuria mi dà l'ok per dare l'inizio. Ok, facciamo un caloroso applauso a tutti questi cavalieri. Un immenso in bocca al lupo a tutti. Iniziamo con il quartiere Canali. Primo cavaliere Zumia Salvatore sulla linea di partenza. Mazza in pugno, pronto, via! Nonostante non abbiamo lo stadio pieno, il nostro pubblico è abbastanza presente. Ringraziamo anche tutti coloro che partecipano a questa 65esima edizione con la loro presenza. Primo cavaliere del quartiere Casalotto, Abati Luca sulla linea di partenza. Mazza in pugno, pronto, via! Primo cavaliere del quartiere Montemira, Favella Concetto sulla linea di partenza. Mazza in pugno, pronto, via! Primo cavaliere del quartiere Castellina, Taglierino Ivan sulla linea di partenza. Mazza in pugno, pronto, via!
Facciamo un applauso a questi 4 cavalieri. Si conclude così la prima prova della mazza. Squilli di tromba annunciano la seconda prova. Ricordo al pubblico presente che potete seguire la diretta di questa 65esima edizione sul sito Palio dei Normanni. Se la giuria mi dà l'ok, iniziamo con la seconda prova. Ricordo a chi non avesse mai assistito alla giostra del Palio che la seconda prova consiste nel centrare con la lancia l'anello. Importantissima naturalmente è l'esecuzione oltre l'esecuzione nel centrare l'anello, la velocità di esecuzione del cavallo al momento della partenza. Quindi verrà calcolata naturalmente la velocità e se l'anello entrerà completamente nella lancia. In base a questo la giuria attribuisce il punteggio che poi tramite le 3 prove verrà cumulato a fine gara e quindi si decreterà poi il quartiere vincitore della 65esima edizione. Ricordo, come già fatto Lucio Paternicò, come già detto Lucio Paternicò e la nostra Katiuska, che il quartiere vincitore ha l'onore di portare il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie, patrona di Piazza Armerina, a cui domani l'intera comunità farà festa in Piazza Duomo. Naturalmente una festa ridotta, visto purtroppo la presenza della pandemia che ha condizionato in maniera inequivocabile quest'anno sia la giostra ma anche, diciamo così, i 3 giorni del Palio, nonché anche l'uscita della nostra patrona. Lucio, io nel frattempo volevo ringraziare Alessandro Giunta che sta dettando i tempi della giostra del Saraceno con tante novità tra l'altro, e quindi ne approfitto per parlare un po' con Lucio ma anche con Alessandro, perché in genere questa prima prova e quest'anno è una novità assoluta, giusto Alessandro, questa prima prova? Esatto, perché nelle scorse edizioni, in tutte le scorse edizioni del Palio, la prova della mazza veniva effettuata da tutti e 5 cavalieri. Quest'anno invece, per accorciare i tempi e per rendere maggiormente interessante la giostra, il 6° cavaliere quindi ha fatto la prova della mazza, ma solo il 6° cavaliere. Quindi mi associo al tuo discorso e devo dire che la scelta che quest'anno è stata fatta è stata dettata un po', come bene ha detto, dalla lungaggine della manifestazione, perché i tempi si allungavano notevolmente e poi la prova dava la sensazione di essere una prova molto facile, anche se non è del tutto così. È stata fatta questa scelta e a quanto pare il risultato l'abbiamo avuto. Sì, è una scelta che condivido pienamente.
come condivido anche il tuo pensiero, perché diciamo così dalla tribuna sembra facile l'esecuzione non solo della prova della mazza ma di tutte le prove, ma invece vi posso assicurare che gestire il cavallo non è assolutamente facile, soprattutto in presenza di rumori. Sapete che il cavallo è un animale che non ama molto i rumori, quindi l'abilità del cavaliere diventa fondamentale per far sì che la prova risulti, oltre che spettacolare, risulti anche regolare, valida. Poi anche il contraccolpo del Saraceno, insomma, sono tutte, cioè, la prova è effettivamente molto diciamo impegnativa da parte dei nostri cavalieri. Sì, tant'è che negli anni anche passati abbiamo assistito purtroppo a qualche incidente di qualche cavaliere che prontamente si è anche rialzato per non dare, diciamo così, segno di essere stato insomma colpito dalla caduta, però sappiamo che una caduta da cavallo diventa insomma sempre insidiosa. Sempre insidiosa, sì. Vediamo, speriamo che riusciamo a procedere con le prove. Io nel frattempo, per gli amici che stanno seguendo la diretta, ricordo e rammento che potete seguire l'intera manifestazione sui canali ufficiali del Palio dei Normanni, sul canale ufficiale dell'Assessorato Turismo e Spettacolo del Comune di Piazza Armerina, sul canale ufficiale e sulla pagina Facebook di Io Compro Siciliano, su YouTube, su LinkedIn, per cui è come se in questo momento ci fosse veramente non solo l'Italia con noi, ma abbiamo un collegamento internazionale, per cui ci saranno tanti amici che per la prima volta vedranno la realizzazione di questa importantissima realizzazione storica che oggi viene rappresentata tramite la giostra. Mi pare che siamo pronti per proseguire. La voce al nostro Alessandro. Siamo pronti? Sì. Ok, primo cavaliere del quartiere Canali, Arancio Giuseppe, sulla linea di partenza. Entriamo così nel vivo della competizione. Lancia in resta, pronto, via! Complimenti al cavaliere Arancio Giuseppe che ha centrato in pieno l'anello. Potete notare al centro del campo il cronometro. Naturalmente facciamo anche un applauso ai nostri cronometristi che hanno una responsabilità non indifferente. Ci sono anche in tutti i 4 lati del campo le fotocellule pronte a segnalare qualsiasi movimento del cavallo. Primo cavaliere del quartiere Casalotto, Cuore Giuseppe, sulla linea di partenza. Un attimo al cavaliere Cuore, vediamo se abbiamo qualche forse problema. Vi ricordo che è importantissimo coordinare la giuria con i cronometristi. Come vedete c'è veramente un grande lavoro, Lucio, Alessandro. Sì. I giurati lavorano. Hanno una
grossa responsabilità e debbono applicare al massimo e con molta attenzione tutte le regole. Siamo pronti? Cavaliere Cuore Giuseppe sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Si preannuncia una grande battaglia questa sera al Sant'Ippolito. Tutti e 4 quartieri vogliono vincere questa 65esima edizione. Primo cavaliere del quartiere Montemira, Cagno Danilo sulla linea di partenza. Ricordo al pubblico presente che il quartiere Montemira detiene il record di vittorie del Palio dei Normanni. È il quartiere con più vittorie. Lancia in resta, pronto, via! Per questione di qualche centimetro non è stato beccato l'anello. Comunque un applauso anche a Cagno Danilo, naturalmente. Primo cavaliere del quartiere Castellina, Bruno Ivan sulla linea di partenza. Ricordo che tra la postazione e il punto di partenza c'è un tempo massimo di 2 minuti. Lancia in resta, pronto, via! E anche il cavaliere Ivan Bruno centra l'anello. Secondo cavaliere del quartiere Canali, pilota Vincenzo sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Ricordo anche che statisticamente quest'anno è la prima volta che il Palio dei Normanni inizia alle ore 21, quindi in pieno con le luci artificiali. Anche in questo una edizione straordinaria. Eh sì. Diciamo che quest'anno è un anno straordinario. In tutto. Purtroppo. In tutto.
Secondo cavaliere del quartiere Casalotto, Capizzi Angelo sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Esecuzione magistrale anche del cavaliere Angelo Capizzi. Ricordo che questi valorosi cavalieri dei 4 quartieri provano sempre i primi di agosto al campo sportivo, anche perché le prove decretano poi la qualificazione. Ricordo che ci sono anche quartieri che si presentano con 12, 14 cavalieri giostranti e poi naturalmente ne vengono presi solo 5 più il cavaliere di riserva. Secondo cavaliere del quartiere Montemira, Rizzo Mario sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Purtroppo anche il cavaliere Rizzo non ha centrato l'anello, ma va il nostro caloroso applauso. Non è assolutamente facile giostrare il cavallo, anche perché ricordo, e si vede anche l'enorme stazza del saraceno, che naturalmente infastidisce non poco il cavallo e mette anche a rischio la prova del cavaliere. Secondo cavaliere del quartiere Castellina, Mistrazzoso Salvatore sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Alessandro, per chi sta seguendo la diretta, vogliamo dire anche il lancia e resta. È una cosa importante per chi magari non sapesse cosa significa. Assolutamente sì, perché decreta il momento in cui il cavaliere varca la linea del pronti e via, quindi deve prepararsi. In gergo era proprio tenere la lancia proprio ferma e quindi poi puntarla verso l'obiettivo. Passiamo al quarto cavaliere del quartiere, anzi terzo cavaliere del quartiere Canali. Salvaggio Concetto sulla linea di partenza. Vediamo se anche quest'anno il cavaliere Salvaggio Concetto sarà l'ago della bilancia, come negli ultimi 2 anni. Lancia in resta, pronto, via! Bellissima prova anche del cavaliere Salvaggio, ma purtroppo l'anello è sfuggito. Si preannuncia comunque una sfida entusiasmante. Ricordo che dopo questa prova ci sarà la prova dello scudo e l'ultima prova, quella determinante del giavellotto, dove il punteggio, centrando il disco di carta, è elevato. Quindi
anche nell'ultima prova possono cambiare le sorti, come dice Lucio, di questa 65esima edizione. Terzo cavaliere del quartiere Casalotto, Campagna Luigi sulla linea di partenza. Lancia e resta, pronto, via! Il cavaliere Campagna conferma le performance avute durante le prove. E passiamo così al terzo cavaliere del quartiere Montemira, Stivala Calogero sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Alessandro, devo dire, Lucio, un palio è fatto anche di suoni, perché è bello proprio il suono degli zoccoli dei cavalli, ma anche quella che è la lancia, il contatto con l'anello, col saraceno, e anche questo restituisce grande emozione. Sicuramente sì, sono dei piccoli particolari che sicuramente con, diciamo così, con un'amplificazione come ottima come ce l'abbiamo oggi si sentono anche in diretta. Comunque sono dei particolari che rendono vivo veramente il palio. Terzo cavaliere del quartiere Castellina, Castagna Biagio sulla linea di partenza. Anche il cavaliere Castagna ha fatto delle ottime performance durante le prove. Lancia in resta, pronto, via! E conferma così le sue performance, centrato in pieno anche l'anello. Ricordo ancora una volta i nomi della giuria, composta dal dottor Enzo Calcagno, dal veterano del palio Michelangelo Calì e dall'ispettore superiore del Corpo Forestale della Regione Sicilia, Ansaldi Carmelo, responsabile anche del reparto a cavallo. Quarto cavaliere del quartiere Canali, Di Seri Salvatore sulla linea di partenza. Quest'anno new entry del cavaliere Di Seri. È il più giovane, giusto? È il più giovane del palio. Lancia in resta, pronto, via! Solamente 18 anni per questo cavaliere. Sì, 18 anni, ma
dimostra un'abilità di un cavaliere di vecchio stampo, come vedete governa il cavallo in una maniera veramente magistrale. Naturalmente è figlio d'arte. È figlio d'arte, ecco. Quarto cavaliere del quartiere Casalotto, Campagna Antonino sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Cavaliere Campagna durante le prove ha sempre centrato l'anello, però ricordo al pubblico che tra le prove e la giostra naturalmente c'è una grandissima differenza, soprattutto per la presenza del pubblico, la presenza dei... L'attenzione nervosa, un po' tutto, l'emozione. Quarto cavaliere del quartiere Montemira, Tagliarino Salvatore sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Cavaliere Tagliarino non ha centrato l'anello. Quarto cavaliere del quartiere Castellina, Sarda Concetto sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Magistrale esecuzione anche del cavaliere Sarda Concetto. Come vedete ogni quartiere ha il suo presidente che tutela i punteggi, le prove. Aspettiamo che... Quinto cavaliere del quartiere Canali, Di Seri Dario sulla linea di partenza. Ricordo che il cavaliere Di Seri Dario è uno dei veterani del palio, oltre 30 anni di presenza alla giostra. Lancia in resta, pronto, via! Di presenza alla giostra. Lancia in resta, pronto, via! E anello centrato anche per Di Seri Dario. Alessandro, notiamo anche che i cavalieri ritornano con un passo differente, giusto? I cavalli? Sì, il regolamento prevede che il ritorno va fatto al trotto e non al galoppo. Pena, perché altrimenti subentra una penalità per il cavaliere. E questo quindi ulteriori difficoltà. Quinto
cavaliere del quartiere Casalotto, campagna Mario sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Il Casalotto naturalmente non vuole cedere il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie. Grandissimo prestigio per il quartiere vincitore tenere nella propria parrocchia per un anno l'effigie della nostra patrona. Quinto cavaliere del quartiere Montemira, Cifalù Salvatore sulla linea di partenza. Un plauso particolare va anche a questo cavaliere che da 12 anni consecutivi si qualifica tra i primi 5 del suo quartiere. Un dato statistico molto rilevante, sempre un altissimo punteggio. Lancia in resta, pronto, via! Anello centrato, ma dalla troppa potenza si è slacciato probabilmente il fiocchetto, e infatti è così. Come vedete la nostra... In questi casi, Alessandro? Se non vado, se non erro, la prova comunque è valida, perché comunque il fiocchetto si può anche staccare dalla troppa... Ricordo che il cavallo arriva con una velocità... Una certa velocità e quindi la potenza può anche far slacciare il fiocchetto. Però non viene penalizzato in ogni caso. Assolutamente no, prova assolutamente valida. Quinto cavaliere del quartiere Castellina, Profeta Cosimo sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Peccato per il cavaliere Profeta Cosimo, ricordo che è uno dei cavalli più prestanti, più veloci presenti qui oggi a questa giostra, però la velocità purtroppo a volte deve essere abbinata alla coordinazione e pertanto non è stato centrato l'anello. Facciamo un applauso al coordinamento del palio, velocissimo nel ripristinare il Saraceno e prepararlo per la seconda prova che inizierà fra qualche istante. Do la parola. Squilli di tromba annunciano la fine della seconda prova. Prego gentilmente la ditta Rizzo di bagnare il suolo del Sant'Ippolito, grazie. Catiuscia, senti un po', io desideravo attenzionare un po' i nostri emigrati. Poco fa hai detto che c'era la possibilità di vedere in diretta la manifestazione. Molti quest'anno non sono potuti venire per questa pandemia, sono stati costretti a restare nelle loro città dove lavorano e per loro sicuramente sarà un momento molto molto pesante, perché l'attaccamento alla città di Piazza Armerina, alla sua patrona, è grande. A loro voglio dedicare
un momento, un pensiero a loro e agli ammalati, perché saranno loro veramente i protagonisti di questa edizione casareccia del Palio dei Normanni. Lucio, viviamo io dico sempre con il segno positivo di ricostruzione e di ripartenza. Non dobbiamo assolutamente vedere, io dico raccontiamo il bello delle cose, raccontiamo la parte positiva, perché è da lì che dobbiamo riniziare. Anche per il rilancio del territorio. Noi parliamo spesso, una manifestazione del genere va attenzionata non solo per quello che è il valore storico, ma il rilancio del territorio, quando si parla poi di rilancio del territorio, significa parlare anche di accoglienza, di qualità dell'accoglienza, quella che poi noi siciliani sappiamo ben fare, ben proporre, e quindi partiamo proprio da questo aspetto. Noi abbiamo detto creiamone un'opportunità, e quindi dubbio. Creiamo di questo momento storico che stiamo vivendo tutto quello che di positivo possiamo invece costruire. Volevo ancora ricordare che è possibile seguire le dirette sui canali ufficiali, quindi sul canale ufficiale del Palio dei Normanni, su quella del Comune di Piazza Armerina, Assessorato Turismo e Spettacolo, sulla pagina Io Compro Siciliano, su YouTube, su LinkedIn. In questo modo questa bellissima platea si riempirà di grandi numeri legati agli spettatori, ed è questo che sarà il vero messaggio che noi questa sera dobbiamo dare. Quindi non siamo in pochi, siamo veramente in tanti. Volevo approfittarne ancora per ringraziare Alessandro Giunta, che ben sta dettando i tempi della giostra di questa sera, e ringraziare qui accanto a me Lucio Paternicò, che è veramente la voce storica del Palio. Quindi grazie davvero, grazie a Dino Vullo, che è il coordinatore generale della giostra, grazie a coloro che si stanno adoperando. Ci sono sai, anche dei momenti belli di racconto, te lo stavo dicendo proprio ad apertura della manifestazione, prima di aprire ufficialmente la giostra. È stato bello anche vedere come i ragazzi giovani, i bambini, poco più che bambini, mi dicessero vuoi l'adesivo, vuoi il cappellino, vuoi la maglietta. Questo perché era come un includere all'interno del proprio quartiere, no? Era un po' come abbracciarti. Una forma di accoglienza senza dubbio. E Piazza Armerina questo effettivamente ce l'ha. Una città che sa ospitare, tra i nostri pregi c'è quello dell'accoglienza. Intanto io ringrazio te per la tua presenza, stai onorando questa sera il Palio, la tua figura, il tuo impegno, e senza dubbio lo stiamo notando tutti. Quindi grazie per la tua presenza. Mi associo a Lucio pienamente. Grazie. Invece adesso ci prepariamo al prossimo gioco. Alla seconda prova, una prova molto difficile, perché per quanto sembri facile, il cavaliere con la lancia deve centrare il massimo punteggio, che è di punti 20, sul braccio del saraceno. Non è una prova assolutamente facile, perché molte volte il contraccolpo della lancia con lo scudo è una delle prove più difficili, causa delle contratture più o meno forti al cavaliere. Quindi è una prova di grande difficoltà e soprattutto di grande abilità. Però questi ragazzi ci hanno sempre dato prova di grande professionalità nell'esecuzione della prova, e soprattutto devo segnalare che sia lo scorso anno che quest'anno, oltre l'abilità e la professionalità, hanno dimostrato grande sportività, cosa che non è semplice, perché comunque per chi vuole vincere
cerca sempre, insomma. Ho notato anche in questo, abbiamo intervistato e abbiamo mandato tra l'altro il contributo video proprio ad apertura della diretta. È molto bella questa competitività costruttiva. Ho notato anche che quando qualche cavaliere, per esempio durante la scorsa prova, non è riuscito a centrare l'anello, ritornando nella postazione, c'è stata non solo da parte dei compagni del quartiere, quindi dagli altri cavalieri giostranti, l'applauso, ma devo dire anche di altri cavalieri quasi ad accogliere, insomma, e a dare un po' una pacca sulla spalla, per confortare quello che era un momento chiaramente non felice per quello che è il quartiere. Anche perché loro sanno la difficoltà delle prove, quindi può succedere di tutto. Esatto. Nessuna cosa è data per scontato e quindi è chiaro che Esatto. proprio il corpo della manifestazione sta in questo. Bene, grazie sempre per la collaborazione a Lucio e Katiuska. Diamo inizio alla seconda prova. Primo cavaliere del quartiere Canali. Un attimo al cavaliere Arancio. Cavaliere Arancio sulla linea di partenza. Ringraziamo naturalmente la ditta Rizzo per la velocità di esecuzione nel bagnare il suolo del Sant'Ippolito e rendere così più agevole la giostra ai nostri valorosi cavalieri di tutti e 4 i quartieri. Lancia in resta, pronto, via! Il disco, lo scudo, viene portato alla giuria che con grande attenzione guarda l'inchiostro lasciato dalla lancia, decreta il punteggio. In ogni scudo c'è il nome del cavaliere, onde evitare equivoci nella fase finale o in una fase di riconteggio che può essere cruciale per l'assegnazione della giostra. Primo cavaliere del quartiere Casalotto, Cuore Giuseppe sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Un applauso anche al cavaliere Cuore Giuseppe, che durante le prove è stato uno dei più bravi. Il disco viene tolto e portato ai giurati, giusto Alessandro? Sì, esattamente. Viene anche firmato da tutti e 3 componenti della giuria. Ricordo i loro nomi: l'ispettore superiore del Corpo Forestale della Regione Sicilia Ansaldi Carmelo, il veterano del Palio Michelangelo Calì e il dottor Enzo Calcagno. Attentissimi, finora hanno fatto un lavoro veramente egregio, eccezionale. Un grande applauso alla nostra giuria. E naturalmente un applauso, poco fa ho dimenticato forse la figura più importante del Palio, il coordinatore generale Dino Vullo.
primo cavaliere del quartiere Montemira, Cagno Danilo, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Come si può notare, il cavallo, quando arriva di fronte il saraceno, è come se avesse un attimo di esitazione. Timore. Questo succede quasi a tutti i cavalieri. È importante anche il portamento, giusto Alessandro, nei cavalieri? C'è sicuramente una prova fisica, sportiva importante, ma so che c'è anche tra l'altro un premio che è Sì, pensato. naturalmente il cavaliere che mostra tantissime abilità, un'ottima esecuzione, una tecnica, chiamiamola così, perfetta, verrà premiato come miglior cavaliere del palio, confermo. Permettimi Alessandro di inserirmi per ringraziare ancora le persone che veramente ci stanno vicino e che ci permettono di realizzare questa manifestazione, le associazioni di volontariato, Sicilia Soccorso, Pruzia Emergenza, Garibaldini a Cavallo, Merina Emergenza, il dottor Mauro Mirsci, responsabile del settore, il signor Talluto Giuseppe, responsabile delle funzioni di volontariato, il coordinatore dell'associazione Salvatore Cancarè e la dottoressa Giusi Prestifilippo, responsabile della funzione sanità del COC del comune di Piazza Armerina. Bene, primo cavaliere del quartiere Castellina, Bruno Ivan, sulla linea di partenza. Come vedete il cavallo a volte, prima di andare sulla linea di partenza, fatica, lancia in resta, pronto, via! Anche in questo caso, nonostante il, diciamo così, il foglio di carta con il punteggio cade per terra, comunque viene analizzato dalla giuria, perché anche qui la potenza di esecuzione del cavaliere ha fatto cadere il disco di carta a terra, ma comunque la prova è in ogni caso valida. Sono felice. Si sarà felice anche il Cavaliere, oltre il cavaliere e il quartiere. è il quartiere. No, anche perché ho visto che la lancia era arrivata proprio centrale. Sì, ma diciamo che la qualità dei cavalieri è altissima, sono tutti a livello veramente, sono tutti là, Poi è una questione di fortuna, una questione di centimetri, una questione di vista, di coordinazione finale. Sono tutti È un pizzico di fortuna. E di emozione mettiamola anche, perché dico, di sì, emozione mettiamola sì. anche. Anche se molti di loro sono naturalmente quasi presenti ogni anno, però sicuramente l'emozione gioca un ruolo importantissimo, però l'esperienza che hanno questi cavalieri è veramente Notevole. da premiare, notevole. Secondo cavaliere del quartiere Canali, Pilotta Vincenzo, sulla linea di partenza.
dato che il cavallo deve varcare completamente la linea con tutti e 4 piedi. Lancia in resta, pronto, via! Anche qui un'ottima esecuzione del cavaliere Vincenzo Pilotta. Ricordo anche al pubblico presente che il cavaliere deve posare nella rastrelliera la lancia, anche qui è oggetto di penalità. Se il cavaliere la lancia la butta a terra oppure non la posa nella rastrelliera, anche qui abbiamo qualche punto di penalità. Sono tutti particolari importanti. Secondo cavaliere del quartiere Casalotto, Capizzi Angelo sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Ottima esecuzione del cavaliere Angelo Capizzi. Quartiere Casalotto che poi scorso anno, se non erro, ha proprio vinto... Sì, in un rocambolesco e funambolico palio, perché l'anno scorso erano tutti lì, erano 3 quartieri pronti a vincere, poi ha vinto il Casalotto. Comunque quest'anno vuole assolutamente confermarsi, ma non sarà facile perché sicuramente gli altri 3 quartieri gli renderanno vita difficile. Secondo cavaliere del quartiere Montemira, Rizzo Mario sulla linea di partenza. Anche perché, se non erro, il quartiere Casalotto sta insidiando a livello di titoli il Monte, quindi... C'è veramente pochissima differenza nell'Albo d'Oro. Ancora detiene il primo posto, sì. Però... 22 Monte, 21 Casalotto. Sì, sì. Lancia in resta, pronto, via! E infatti il cavaliere Rizzo conferma la voglia dei cavalieri del quartiere Monte di non mollare. Ricordo al pubblico presente che nessuno può sostare in piedi, anche ricordo questa ragazzina, ecco, di salire in tribuna e sedersi, così come ricordo il distanziamento sociale. Secondo cavaliere del quartiere Castellina, Mistrazzoso Salvatore sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Bravo anche il cavaliere Salvatore Mistrazzoso. Vedete anche i presidenti dei quartieri attentissimi
Stavamo, Alessandro, dicendo proprio questo, perché guardavamo Proprio. i presidenti che... Curano ogni particolare perché non deve scappare una virgola e mi sembra giusto. Ricordo Daniele Tornetta per il Casalotto, Giuseppe Pocorroba per i canali, Massimo Di Seri per la Castellina e Filippo Rausa per il quartiere Montemira. Terzo cavaliere del quartiere Canali, Salvaggio Concetto sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Bellissimo cavaliere. Ottima esecuzione del cavaliere Salvaggio Concetto, che comunque ha le prese con un cavallo che ha delle prestazioni impressionanti. Molto veloce. Ricordo che uno dei cavalli, se non forse il cavallo, uno dei cavalli più veloci del palio, ce ne sono 2 o 3 che sono veramente una scheggia al momento del pronti e via. Terzo cavaliere del quartiere Casalotto, Campagna Luigi sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Un applauso anche al cavaliere Campagna Luigi. Tutti presenti in campagna quest'anno al palio, Luigi, Mario, Antonino, anche loro appassionatissimi di famiglia alla giostra del palio. Ricordo che molti cavalieri, oltre che a farlo per, diciamo così, per dedizione, lo fanno con molta passione, che questa è una... Ci sono tradizioni di famiglia che vengono portate avanti. Terzo cavaliere del quartiere Montemira, Stivala Calogero sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Anche qui una magistrale esecuzione del cavaliere Calogero Stivala, che negli ultimi anni ha veramente contribuito a portare punti su punti al quartiere Montemira. Velocissimi veramente i giudici, il coordinamento. Terzo cavaliere del quartiere Castellina, Castagna Biagio sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via!
Questa prova dimostra come le carte in tavola vengono subito cambiate, perché anche se non ce ne accorgiamo, però sono pochi cavalieri che magari fanno 20 punti, magari c'è quello che fa 10, 15, quindi questo sarà poi determinante, anche se poi la prova del giavellotto, è determinante. quella sarà determinante. Quella che determinerà la vittoria o meno. Quarto cavaliere del quartiere Canali, di Seri Salvatore, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Bravissimo, bravissimo. Cavaliere più giovane del palio, si fa veramente valere. Devo fare anche i complimenti a tutti i 4 quartieri, a tutti i cavalieri presenti per come tengono il proprio cavallo in maniera impeccabile. Questo non è assolutamente semplice, perché il cavallo diventa veramente poi come un tutt'uno con il cavaliere. Quarto cavaliere del quartiere Casalotto, Campagna Antonino, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Sarà una battaglia. Fino alla fine. Ricordo che in caso di parità, che può anche succedere, viene effettuato uno spareggio per decretare il vincitore. Quindi questa è una nota da ricordare al pubblico presente. Quarto cavaliere del quartiere Montemira, Tagliarino Salvatore, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Il cavaliere Tagliarino Salvatore centra quasi in pieno i 20 punti. Attualmente sempre il giudizio alla giuria. Quarto cavaliere del quartiere Castellina, Sarda Concetto, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Bravo anche il cavaliere Sarda Concetto.
Vedete con quale e con quanta attenzione il presidente del quartiere Castellina guarda il punteggio acquisito. Ed ora passiamo al quinto cavaliere del quartiere Canali, di Seri Dario, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Bravissimo anche il cavaliere Dario Di Seri. Finora Lucio Katiuska possiamo dire una giostra esemplare. Esemplare. Non c'è neanche una piccola sfaccettatura, nulla da dire. Speriamo fino alla fine, a questo punto. Eh sì. Quinto cavaliere del quartiere Casalotto, Campagna Mario, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Un'altra nota da ricordare al pubblico presente, Lucio e Katiuska, che così come nel campionato di calcio di Serie A, anche noi abbiamo la nostra VAR. Quindi nel caso in cui la giuria avesse dei dubbi naturalmente molto importanti, andrebbe a guardare la registrazione, quindi vedere se effettivamente qualche prova è dubbia o meno. Questo è molto importante in modo da garanzia, ecco. Per dare certezza senza dubbio del punteggio. Sì, anche perché l'esperienza del palio ci insegna che in molte edizioni, poi nel finale, così abbiamo avuto molte contestazioni. Perché è una competizione accesissima, c'è stato anche un momento anche così come... fa parte del racconto. Certo, poi, ma così come questo... succede anche a livello professionistico, succede Infatti. anche nelle giostre, perché comunque poi bastano 2 o 3 punti o anche mezzo punto per fare la differenza. Vedete che la nostra giuria infatti si è riunita per vedere la prova del cavaliere Mario Campagna. Va sottolineato tra l'altro che la giostra del Saraceno è grande espressione di preparazione sportiva, fisica per affrontare le prove. Sì, molti di loro sicuramente durante tutto l'anno preparano il cavallo perché naturalmente durante gli anni le cose sono cambiate. Prima il cavaliere si preparava soltanto nel periodo del palio, ora durante il tempo libero anche i cavalieri si preparano durante tutto l'anno ad affrontare questa prova e infatti il livello si è alzato tantissimo. Notevolmente. Io ricordo edizioni del palio, sono stati anni per la crisi dei cavalli e quindi addirittura gareggiavano 4 cavalieri e non 5 e i cavalli erano quello che erano. Però devo dire che negli anni veramente il palio ha acquisito una professionalità anche nel campo equestre di notevole valore, perché abbiamo tanti giovani che si affacciano a questo sport. Giovani che comunque sono atleticamente fortissimi, tant'è che l'uso anche del cronometro è fondamentale per capire le doti del cavaliere e anche del cavallo, e quindi è la chiara dimostrazione che c'è stata un'evoluzione fortissima da, possiamo dirlo Lucio, da 10 anni a questa parte. Da 10 anni, sì, nell'ultimo decennio.
Volevamo tra l'altro ricordare che il Palio dei Normanni, giunta alla 65esima edizione, è anche iscritto al REI, che è il registro delle eredità immateriali della regione Sicilia, e quindi per tutti i siciliani, non solo per i piazzesi, ma per tutti i siciliani è grande motivo di vanto ed orgoglio. Senza dubbio. Stavamo dicendo anche che questa è un po' una versione, questa edizione 65esima, è un'edizione in cui si è voluto raccontare il Palio con la storia, con la tradizione. Ho detto ieri un po' il racconto nel racconto, perché abbiamo voluto restituire anche delle testimonianze. Non so se siamo pronti. Siamo pronti per chiamare il quinto cavaliere del quartiere Montemira, Cifalù Salvatore, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! Anche Cifalù Salvatore esegue una bellissima prova. E i suoni continuano a restituire sempre un racconto di questa giostra, perché sentivamo poc'anzi anche l'eco della voce del di mio Alessandro. Quinto cavaliere del quartiere Castellina, Profeta Cosimo, sulla linea di partenza. Lancia in resta, pronto, via! E un applauso anche al cavaliere Profeta, velocità di esecuzione elevatissima. E con questa prova si conclude così, con questa esecuzione si conclude così la seconda prova di questa giostra. Do anche la parola a Lucio e Katiuska. E adesso squillino le trombe per la chiusura della seconda prova. Adesso, Katiuscia, andiamo verso la prova importante, vero Alessandro? Eh sì, sarà la prova determinante, quella del giavellotto, perché è una delle prove più difficili, non più pesanti ma più difficili, perché di per sé il giavellotto non pesa tanto, però la velocità di esecuzione e lanciare il giavellotto nel momento giusto per non bucare, è una cosa facile. non è assolutamente una cosa semplice come può sembrare, insomma, o dal vivo o in TV. Alessandro, Lucio, adesso noi c'è uno spostamento, giusto? Sì, adesso io mi sposterò nella parte sinistra opposta del campo sportivo, anche perché devo guardare attentamente che il cavallo oltrepassi con tutte le quattro zampe il rettangolo, il quadrato di partenza, quindi ci spostiamo anche dall'altra parte per dar vita alla quarta ed ultima prova. Dicevamo poc'anzi, questo è un racconto nel racconto. Noi proprio ieri, durante le ultime qualificazioni per la scelta poi dei cavalieri, abbiamo colto quella che
è un po' il racconto fatto dietro le quinte da parte di un protagonista del palio, della giostra, che è proprio il coordinatore generale, e ci piacerebbe mandare a tutti gli amici che stanno seguendo la diretta televisiva questo contributo video. Mandiamolo. 65esima edizione Palio dei Normanni, piazza Armerina, 13-14 agosto. Sono in compagnia di Dino Vullo, coordinatore generale del Palio. Dino, sicuramente è un Palio quest'anno molto particolare, un'edizione speciale dove grande passione viene fuori dall'organizzazione, e mi piacerebbe che lo raccontassimo al popolo di Io Compro Siciliano. Grazie a voi per la presenza, assolutamente sì. Quest'anno noi abbiamo provato a fare qualcosa di assolutamente diverso. Noi abbiamo provato a dare una speranza, purtroppo, ad una collettività martoriata da un'epidemia che ha colpito tutti, però noi abbiamo provato ad andare oltre, abbiamo provato a rialzarci, abbiamo deciso di farlo, però l'abbiamo fatto con consapevolezza. Molti hanno puntato il dito parlando di improvvisazione, di cose fatte male, di cose differenti dal solito, certamente differenti, ma basate su sicurezza assoluta, seguendo tutti i protocolli previsti. Qui tra qualche ora si svolgerà un evento storico, un evento che si ripresenta ormai da anni, veramente tanti anni. Ieri sera ne parlavamo tra amici, addirittura si parla del 1800 per la prima forma di palio, dato che è nato da quelle che erano le congreghe religiose. In questo campo, come potete vedere, i 4 quartieri storici si sfidano su prove di abilità a cavallo, 3 che riguardano l'assalto a Saraceno, così come succede per esempio nel famoso palio di Arezzo, da noi in tempo addietro emulato, e l'ultima prova, che è quella più spettacolare, che consente il tentativo di forare un anello che è posto a diversi metri d'altezza con il cavaliere, con il cavallo al galoppo, quindi una prova di abilità difficilissima. Con questo giavellotto deve tentare di forarlo per assicurarsi il punteggio massimo previsto in queste prove. Il quartiere che alla fine di questo palio otterrà il punteggio più alto avrà l'onore e l'onere di tenere per un anno intero il vessillo della nostra patrona Maria Santissima delle Vittorie, e da qui il mito e la leggenda che si fonde dietro il nostro famoso Palio dei Normanni. Operative della città che hanno messo a disposizione le loro professionalità affinché si potesse realizzare questo palio, e permettetemi anche di ringraziare coloro, le aziende che credono fortemente nella promozione mediante poi quella che è questo importante appuntamento, e quindi permettetemi di ringraziare ancora una volta gli sponsor Deco, Gruppo Arena, Aristeia Farmaceutici, Park Hotel Paradiso, 404 Error Free Technology di Alessandro Scimone e Studio Dentistico Costa. Grazie agli sponsor. Diamo la possibilità ai musici di esibirsi nell'attesa che si passi alla prova successiva.
bravi i nostri musici, meritano un caloroso applauso e ricordo ai presenti che per raggiungere quei livelli loro si allenano quasi tutto l'anno. Approfitto dell'attesa per passare alla terza prova, ringraziare in maniera particolare l'ufficio turismo nelle persone di Rosalba Giarrizzo, Donatella Lucilli e Angela Mirci, che ci hanno collaborato in questa fase veramente pressante dell'organizzazione sia del palio che dei vari eventi che la città offre in occasione della festa della Santa Patrona Maria Santissima delle Vittorie. Lucio, nel frattempo, per chi ci sta seguendo in diretta, ricordiamo che questa è l'ultima prova. Sì. Ed è determinante. È la prova più impegnativa, particolare, perché bisogna saper scegliere il momento adatto per lanciare il giavellotto e il tutto al galoppo. È una prova molto molto difficile e quindi il punteggio è molto alto e chi riesce ad attraversare l'anello si piazza in una posizione di privilegio senza dubbio. Si comincia a vivere, tra l'altro, già nelle tribune, sento qualche commento, perché c'è chi è lì già che comincia a la curiosità di vedere come si sono piazzati i quartieri. Il quartiere che vincerà, Lucio, sì, ricordiamo, avrà la possibilità di custodire il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie nella chiesa madre del quartiere e poi riceverà in dono il vessillo che ogni anno. Siamo pronti? Allora diamo voce al nostro squillino le trombe. Diamo inizio all'ultima prova. Primo, cavaliere del quartiere Canali, Arancio Giuseppe sulla linea di partenza. Sale la tensione naturalmente. Giavellotto in pugno, pronto, via! Inizia veramente col botto il quartiere Canali. Ricordo che il massimo punteggio per prova è di 25 punti. Mentre si procede al cambio dell'anello, ne approfitto per continuare i ringraziamenti. Un particolare ringraziamento va al dottore Alfonso Catalano, responsabile del settore turismo, e poi al coordinatore dei musici Giuseppe Arena e il nostro Rosario Avanzato. Spero di non dimenticare nessuno. Andiamo avanti. Primo cavaliere del quartiere Casalotto, Cuore Giuseppe sulla linea di partenza.
Giavellotto in pugno, pronto, via! Come si può sentire, sale la tensione tra i cavalieri, prova assolutamente determinante. Primo cavaliere del quartiere Montemira, Cagno Danilo sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Primo cavaliere del quartiere Castellina, Bruno Ivan sulla linea di partenza. Vedete anche la preparazione di ogni cavaliere che usa una sua personale tecnica. Giavellotto in pugno, pronto, via! Nulla da fare per il cavaliere Ivan Bruno. Abbiamo ancora 4 cavalieri per ogni quartiere. Tutto è ancora in gioco. A questo punto pesa anche il giavellotto del cavaliere Pilotta Vincenzo sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Aspettiamo che la giuria analizza il disco di carta per vedere che sia completamente integro. Confermiamo l'integrità del disco di carta. Secondo cavaliere del quartiere Casalotto, Capizzi Angelo. Fermo un attimo, Angelo. Qualche problema ancora? Cavaliere Capizzi sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via!
Ed ora tocca al cavaliere Rizzo Mario sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Bellissima prova del cavaliere Rizzo Mario. Ora vedremo se il disco di carta sarà integro. Secondo cavaliere del quartiere Castellina, Mistrazzoso Salvatore sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Si entra nella fase cruciale della giostra. Giavellotto che ora inizia a pesare come una tonnellata per il terzo cavaliere del quartiere Canali. Salvaggio, Concetto sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Troppo veloce il cavallo di Concetto, bellissima esecuzione. Terzo cavaliere del quartiere Casalotto, Campagna Luigi sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Magistrale esecuzione del cavaliere Campagna Luigi, bravissimo. Se siamo pronti, chiamiamo il terzo cavaliere del quartiere Monte. Cavaliere Stivala Calogero sulla linea di partenza.
Giavellotto in pugno, pronto, via! Bellissima anche l'esecuzione del cavaliere Calogero Stivala. Si preannuncia un finale molto interessante. Ci sarà ora il terzo cavaliere del quartiere Castellina. Terzo cavaliere del quartiere Castellina, Tagliarino Ivan sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Facciamo un caloroso applauso al cavaliere Ivan Tagliarino. Invitiamo lo staff medico e veterinario ad accertarsi delle condizioni del cavaliere Ivan Tagliarino. Un applauso caloroso da parte del pubblico. Come ricordavo poc'anzi con Lucio e Katiuska, non è assolutamente semplice andare a cavallo. E questa effettivamente, Alessandro, Lucio, è veramente una prova molto molto difficile. Intanto auguriamoci che tutto proceda per il verso giusto. C'è già lo staff medico che sta controllando. Ricordiamo che questa è l'ultima prova che i cavalieri giostranti sostengono, che è lanciare il giavellotto ottenendo il maggior punteggio, facendolo passare attraverso l'anello di carta appeso a questa forca. Vogliamo nel frattempo dire a tutti gli amici che questa intera giornata, ma anche la giornata di ieri, è stata seguita con una diretta, e vorrei fare un ringraziamento a Gianluca Murella che ha seguito la regia tecnica e a Graffi Movie per quello che riguarda la regia video. Grazie. Facciamo un caloroso applauso al cavaliere Ivan Tagliarino, che comunque non ha riportato delle conseguenze importanti. Andiamo avanti, ricordo che la prova purtroppo è nulla perché ha perso anche l'arma. Quarto cavaliere del quartiere Canali, di Seri Salvatore sulla linea di partenza. Il più giovane fra i cavalieri giostranti. Giavellotto in pugno, pronto, via! Quarto cavaliere del quartiere Casalotto, Campagna Antonino sulla linea di partenza.
Giavellotto in pugno, pronto, via! Si inizia a entrare veramente nella fase finale, quella più importante della giostra. Quarto cavaliere del quartiere Montemira, Tagliarino Salvatore sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Sfortunatissimo il cavaliere Tagliarino Salvatore. Ed ora chiamiamo il quarto cavaliere del quartiere Castellina, Sarda Concetto sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Ed ora diventano assolutamente determinanti gli ultimi cavalieri. L'attento sguardo concentrato del quinto cavaliere del quartiere Canali, Di Seri Dario sulla linea di partenza. Determinante. Giavellotto in pugno, pronto, via! Incredibile. Grandissima responsabilità ricopre per il quartiere Casalotto il quinto cavaliere Campagna Mario sulla linea di partenza. Fermo, fermo, cavaliere Campagna, abbiamo qualche problema, vediamo. Probabilmente con la fotocellula. Un attimo di pazienza, questo è anche il bello della diretta. Ricordo ancora una volta che il quartiere Montemira conduce la classifica con 22 titoli, seguito dal quartiere Casalotto con 21. Cavaliere Campagna Antonino sulla linea di partenza. Campagna Mario. Giavellotto in pugno. Pronto? Via!
tutto dentro il campo. Attendiamo il via della giuria per poter chiamare l'ultimo cavaliere del quartiere Montemira, Cifalù Salvatore, sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Quinto cavaliere del quartiere Castellina, Profeta Cosimo, sulla linea di partenza. Giavellotto in pugno, pronto, via! Ed ora, dopo l'ultimo cavaliere del quartiere Castellina, chiamiamola così, caro Lucio, cara Katiuska, la patata bollente va alla nostra giuria. Tutto ai punti allora, eh? Sì, intanto squillino le trombe per chiudere l'ultima esibizione di questa edizione del Palio. Aspettiamo che aspettiamo che la giuria concluda tutte le fasi per darci il punteggio definitivo. Nel frattempo il comandante generale del Palio si prepara per raggiungere la giuria e consegnare il verdetto al banditore per effettuare la proclamazione. Lucio, nel frattempo io vorrei fare tanti saluti agli amici che stanno seguendo in questo momento, ma che hanno seguito per tutta la durata della giostra del Saraceno, la nostra diretta. Ci sono tanti messaggi che purtroppo non posso leggere perché capirete bene, sono impossibilitata, però so che ci sta seguendo non solo l'Italia intera, ma abbiamo tanti amici che ci stanno seguendo dal mondo. Molti sono siciliani che vivono all'estero. Ce n'è una in particolare che è una piazzese che vive in Belgio, sta seguendo la nostra diretta, che è Ida, e poi abbiamo veramente tanti amici. Grazie, perché tramite voi sosteniamo quello che è la nostra idea, che è diventata concetto. Il concetto è diventato poi un progetto di vita, un lifestyle, un vero e proprio stile di vita che promuove l'identità, la qualità, la provenienza legata a tutto ciò che parte da noi, dalla nostra Sicilia, il nostro territorio, i nostri prodotti, la nostra arte, tutto questo. Le nostre qualità. Le nostre grandi qualità, Lucio. Intanto, senza dubbio, siamo cittadini del mondo e questa ne è la prova. Bellissimo veramente avere la possibilità di stare in contatto con gente che si trova in altre nazioni.
Il palio è questo, il palio avvicina il mondo e siamo fieri di poterlo dire. Proprio quest'anno siamo stati in esclusiva tra i pochissimi, tra gli eventi importanti nel mondo che si sono mantenuti e che non hanno perso l'appuntamento con le persone. Quest'anno un po' le due parole d'ordine, poi Lucio interrompimi naturalmente quando c'è la parte ufficiale, è stata un po' sicuramente la tradizione che è alla base del palio dei Normanni, ma l'innovazione, anche questo nuovo modo di viverlo. Anche ieri è stata una bellissima serata, abbiamo assistito ad una molto particolare, senza spettacolarizzazione, una visione teatral musicale. Ne approfitto anche per salutare, sarà sicuramente in collegamento con noi Gisella Calì, che ha firmato la regia, e poi il cast straordinario di artisti molto noti anche in quello che poi è il mondo televisivo cinematografico, molti di loro naturalmente siciliani doc, e oggi poi la giostra, che è il momento tanto atteso. Si vive in questo momento di attesa, grande anche un po' tensione, vedo da questo punto del campo i cavalieri, anche loro penso in attesa di questo risultato. Anche perché il risultato non è prevedibile, in quanto si sviluppa dal punteggio, e quindi siamo veramente in attesa. Intanto il banditore scende dal palco e raggiunge la postazione per ricevere dal comandante del palio il verdetto finale. Volevo ringraziare ancora Alessandro Giunta, che ha saputo con la sua forza anche ad ogni momento di partenza dare la carica giusta ad ogni cavaliere giostrante che effettuava la propria prova a nome del proprio quartiere. Quindi complimenti Alessandro. Grazie naturalmente a Katiuska, a Lucio, che dirige magistralmente il palio da tantissimi anni, quindi ha una conoscenza a 360 gradi di quello che sono i 3 giorni, perché ricordo che il palio non è solo la giostra, ma è anche il 12 con la consegna e la benedizione delle armi, il 13 con la consegna delle chiavi e il 14 con il coronamento della giostra. Ringrazio voi per la splendida collaborazione. Vi ridò la parola, nel frattempo aspettiamo. Intanto Alessandro, io ti ringrazio anche a livello personale. E posso aggiungere un ringraziamento a questo di Alessandro nei tuoi confronti, e poi mi sposto giù. Perché, Guido, adesso Lucio, lascio subito. Lucio Paternicò è praticamente la voce storica del palio e della giostra, quindi grazie a te davvero. Katiuscia, mi sei stata vicino, sei stata all'altezza del compito e hai reso veramente l'aspetto tuo, e la presenza tua ha reso ancora più forte, più pregnante questa manifestazione. Grazie, complimenti, grazie complimenti. Katiuscia, grazie. Intanto continuiamo i ringraziamenti. Permettetemi, a nome di tutto il palio, faccio un ringraziamento all'amico Vullo, che da diversi anni si impegna e permette la realizzazione, anche quest'anno in maniera ineccepibile. Grazie Dino, grazie da parte nostra e di tutta la città. E poi, se ci avete sentito bene, ci avete seguito bene, lo dobbiamo al service di Russo Alessandro, che ci ha permesso, ci ha dato voce. Sì.
Intanto è un momento particolare di attesa. Il sindaco è pronto perché successivamente alla consegna da parte del vessillo mariano, da parte del Conte Ruggero al quartiere Vincente, il sindaco procederà a consegnare poi